2000 persone hanno affollato in questo fine settimana la Fiera del Folpo di Noventa Padovana, che si concluderà martedì sera. Una partenza con numeri record per l'evento che richiama gente da tutto il Veneto per assaporare la tradizionale ricetta del folpo. Nonostante il tempo poco clemente, sono state decine di migliaia le presenze nelle bettole e nella nuova area gastronomica, lo Squaro dei Pescatori. Tante le autorità che hanno partecipato, come l'eurodeputato Paolo Borchia, l'assessore regionale Roberto Marcato, il presidente della provincia Sergio Giordani, il vicepresidente della Camera di Commercio Patrizio Bettin, sindaci e consiglieri comunali di almeno 10 paesi della provincia, oltre al sindaco Dio Carbaglino in Spagna, che ha da poco siglato il gemellaggio con Noventa sulla base della valorizzazione delle rispettive culture gastronomiche. La polizia locale è stata impegnata per dirigere il traffico e nei controlli per frenare i parcheggi selvaggi. La fiera si concluderà martedì a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico.